Buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Gli approfondimenti in diretta che oggi partono dalle scuole e dai contagi focolai che sono scoppiati in alcuni istituti della regione. È successo anche alle scuole medie di San Daniele. Facciamo il punto della situazione allora con il sindaco Pietro Valent. Dovremmo essere a 2/3 dei tamponi eseguiti su 220 alunni che frequentano le scuole medie di San Daniele. Che cosa è successo? Settimana scorsa un caso di positività con sintomi per un insegnante e per un paio di alunni che quindi sono stati subito messi in isolamento. Da lì è partito un tracciamento, dal tracciamento abbiamo iniziato a fare dei tamponi che purtroppo nella giornata di ieri hanno rilevato in un colpo solo già oltre 20 ragazzi positivi asintomatici. Quindi il fatto di avere dei ragazzi positivi asintomatici ha acceso molto l'allarme qui a San Daniele, e con il Dipartimento ieri sera abbiamo deciso in via precauzionale di porre in quarantena tutti gli studenti di tutte le classi delle scuole medie e di completare i tamponi. Chiaramente la scuola rimarrà chiusa fino all'8 di febbraio e fino all'8 di febbraio ci sarà la didattica a distanza per i ragazzi. Dal 9 febbraio, se il focolaio sarà spento, come ci auguriamo e crediamo, potremo riprendere le lezioni. Ovviamente chi ha manifestato positività potrà avere un periodo di isolamento più lungo, perché fin tanto che non si verificano i tamponi negativi certificati non potrà riprendere evidentemente l'attività in presenza. Si parla quindi di quanti bambini a casa in questo momento fino appunto almeno all'8 febbraio, ovviamente anche di quanti nuclei familiari, perché chiaramente tante famiglie saranno coinvolte anche da questa quarantena. Beh, da oggi, come dicevo, sono 220 gli studenti a casa. Chiaramente su 220 studenti potremo avere 150-160 nuclei coinvolti. Sono per la maggior parte, la stragrande maggioranza di San Daniele. Ovviamente c'è anche qualche nucleo che viene da fuori comune. Raccomandazione per le famiglie che insomma lei ha sottolineato. Sì, l'importante per le famiglie è monitorare la sintomatologia o l'emergere di sintomi sia nei ragazzi che sono a casa sia nei familiari conviventi. Nel manifestarsi dei sintomi anche lievissimi è importante mettersi in contatto con il medico di base o il pediatra per i ragazzi o direttamente con il Dipartimento di Prevenzione. È molto importante perché bisogna circoscrivere e soffocare i focolai, quindi bisogna evitare che si possa propagare in altri ambienti, in altri nuclei familiari, ed è da qui che nasce l'idea e la necessità di chiudere la scuola temporaneamente. La didattica a distanza è subito partita? Ci sono state insomma problematiche o era pronta a partire? No, eravamo pronti a partire, già settimana scorsa avevamo alcune classi poste in quarantena proprio in attesa dei tamponi, da oggi abbiamo detto tutti gli altri, diciamo che per domani saranno tutte le classi attivate con la didattica a distanza. Oggi avevamo un numero importante di studenti che stavano andando a Gemona a fare il tampone, quindi per questi la giornata ormai è andata così. Complessivamente San Daniele ora su che numeri si attesta? Guardi, eravamo a 112 prima di questo focolaio, adesso saliamo a 132 e purtroppo nelle prossime ore senz'altro saliremo ulteriormente e credo che supereremo il picco di circa 140 positivi che abbiamo registrato nel momento peggiore proprio subito dopo le festività natalizie. Dunque diversi contagi e nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado. Abbiamo chiesto alla vicepresidente della Regione Riccardi come queste notizie possano influire sulle strategie che la Regione sta adottando in vista del ritorno in classe anche delle superiori. Riccardi ci ha parlato anche di come sta andando la campagna vaccinale. Sentiamolo. Siamo in compagnia del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Lunedì i nostri ragazzi, quelli delle superiori, torneranno a scuola, però proprio in questi ultimi giorni ci sono stati dei casi, soprattutto nell'Udinese, di contagi all'interno delle scuole primarie e anche negli asili, forse più che in passato. Ecco, questo vi preoccupa in vista della ripresa scolastica? Beh, che il contagio circoli mi pare evidente, però stiamo anche notando una curva che sta rallentando, questo è importante. È chiaro che ogni contagio preoccupa, però insomma
noi dobbiamo gradualmente cercare di riprendere il più possibile la vita normale, quindi abbiamo fatto questa scelta dove fortunatamente anche il TAR ha riconosciuto la bontà delle ragioni dell'ordinanza, quindi noi ci apprestiamo a ripartire col sistema scolastico alle condizioni che sono state stabilite. Il primo tema non è quello che succede dentro una scuola, il problema è che i giovani sono dei portatori inconsapevoli del virus, perché è inevitabile che sia così, perché questo riguarda tutti, ma la quota più importante riguarda i ragazzi dai 10 ai 20 anni, e quindi il problema è cosa succede prima e cosa succede soprattutto dopo la scuola in relazione alla pressione del sistema ospedaliero. Questa è la ragione per la quale però, insomma, noi confidiamo che questo andamento di recupero pur lento e graduale prosegua in maniera che si possa pensare a una struttura ospedaliera molto più alleggerita e di conseguenza alla capacità di ritornare, seppur gradualmente, ad una vita normale. Non avete notato quindi un aumento dell'incidenza per i più piccoli, ecco, fino ai 10 anni? Ecco, sono dei casi che sono familiari e poi si scoprono a scuola di fatto? Guardi, il tema, come dicevo prima, della possibilità di avere il virus e non saperlo di avere nei ragazzi esiste. Questo però fa fatto in un calcolo complessivo di quelle che sono le risi dei focolai, che sfortunatamente si sono ridotti nelle ultime settimane, però sono tutte catene non assimilabili a catene di trasmissione, quindi significa che la distribuzione si fa prevalentemente in famiglia. Ecco, si torna a scuola alle superiori dal lunedì al 50%, un messaggio da dare ai genitori: si riuscirà ad andare fino alla fine dell'anno scolastico? Ma guardi, riaprire le scuole col pensiero di poterle richiudere, questo sarebbe una sconfitta con tutti, molto dipenderà dal comportamento di ognuno di noi. Ultimo tema è quello dei vaccini: a che punto siamo, sia sul fronte Pfizer sia sul fronte Moderna o che altro? Abbiamo ricevuto una comunicazione dal commissario Arcuri ieri che ci dà un flusso, dimensione un flusso di distribuzione dei vaccini per entrambe le compagnie dall'8 febbraio alla fine di febbraio. Questo direi attendendo che cosa potrà succedere la prima settimana, quindi la comunicazione delle dosi della prima settimana. Quello che vediamo è che anche grazie a un'impostazione prudente e graduale che noi abbiamo attivato saremo in grado di concludere tranquillamente tutta la parte legata alla prima fase. Cioè abbiamo riaperto le agende sulle prime dosi, però questo riguarda le categorie di sanitari, sociosanitari e ospiti nelle case di riposo. È chiaro che adesso partire con gli over 80 è un obiettivo importante. Ricordo che nel nostro paese il 60% delle persone che sono mancate avevano più di 80 anni, quindi significherebbe riuscire, vaccinando tutti gli over 80, a dimezzare, più che dimezzare, la mortalità. Questo è un obiettivo importante, però per fare questo ci sono due elementi che non possono essere messi in discussione, quindi il flusso delle dosi e la dimensione delle dosi, e in questa regione stiamo parlando di oltre 100.000 persone. Ecco, sulle dosi, sul numero di vaccini vi hanno dato anche un numero di quelli che sono in arrivo? Ci hanno dato un numero che alcune decine di migliaia che riguarderà febbraio, che sono totalmente insufficienti, se poi lo dividiamo anche per due, ad affrontare un obiettivo così importante. Nella quinta edizione del nostro quiz di Telefriuli Lo Sapevo, la seconda classificata è stata la Proloco di Buia. Allora andiamo a Buia in diretta da Alexis Sabot per la consegna della Tatra, dunque la premiazione. Sì, grazie Francesca, buongiorno, mi trovo proprio fuori dalla sede del municipio di Buia assieme al sindaco Stefano Bergagna e François, che è il capitano della Proloco, e la presidente della Proloco Annalisa Balandini. Allora procediamo subito con la premiazione. Il sindaco consegna la targa del secondo classificato a François, fa i complimenti al sindaco. Ieri eravamo ad Attimis per la consegna della Coppa. Allora Annalisa, comunque una soddisfazione di fino
un anno difficile anche per voi, per l'iniziativa. Certo, allora innanzitutto benvenuti a Buia e chiaramente l'ultima volta che ci eravamo visti proprio qua era l'anno scorso alla presentazione della sfilata di Carnevale, Notte Bugia. È passato un anno, il 15 febbraio, purtroppo è un anno difficile, molto difficile, però siamo riusciti come Proloco a fare lo stesso delle iniziative a livello culturale, come la realizzazione di una bella mostra di uno scultore arteniese, Giovanni Patat, nel Museo della Medaglia in Monte di Buia. E a Natale siamo riusciti a organizzare con degli artisti buiesi e la sinergia dei commercianti una mostra artistica proprio qua nel centro cittadino. Quindi diciamo che siamo stati presenti lo stesso sulla comunità, chiaramente non con le solite nostre feste sagre e la nostra specialità del toro, ma abbiamo cercato di dare lo stesso un po' di colore a questo paese, mantenendo vivi insomma i colori e le tradizioni. Sindaco, la Proloco ha voluto valorizzare il suo territorio anche attraverso la partecipazione del quiz. Sappiamo quanto sia importante il gioco naturalmente, ma soprattutto i volontari che sono sempre vicini al territorio. Sì, a Buia è molto ricca di associazioni, un plauso particolare alla Pro Buia perché è l'associazione principe, la più presente in questo genere di iniziative, però ci sono tante altre associazioni. E vorrei anche fare un plauso a Telefriuli perché con le sue trasmissioni porta i paesi, i territori, chiamiamo anche i campanili, diciamo, nelle case di tutta la regione, fa conoscere anche un po' le tradizioni, le realtà locali. E questo quindi è un grazie se siamo qui anche a voi perché il premio è vostro, no? Che date alla Pro Buia e quindi è un motivo di soddisfazione sicuramente per tutta la comunità. Vi aspettiamo a primavera quando faremo nuovamente la festa di primavera dove sapete che c'è la tradizione del toro allo spiedo, quello e quell'altro e quindi speriamo di ripartire, di uscire finalmente da questa epidemia e ripartire alla grande e dimenticarcela. Io ringrazio François, faccio i complimenti, mi auguro di ritrovarti in studio con il resto della squadra nella prossima edizione, ringrazio Gian Domenico che è qui con me e vi restituisco la linea. Grazie ad Alexis Sabot, parleremo del giorno della memoria per le vittime dell'Olocausto nella seconda parte di A voi la linea. La giornata della memoria oggi per le vittime dell'Olocausto, celebrazioni in tutta la regione, a Trieste il prefetto Valenti, il presidente della regione Fedriga e le più alte cariche civili e militari della città hanno deposto una corona in memoria delle migliaia di persone che vennero imprigionate nella lisiera di San Sabba, diretti verso Auschwitz e gli altri campi di sterminio. Non finisco mai di dire che essere presenti in queste giornate serve a tenere viva una memoria che è utile per le nuove generazioni affinché cose di questo genere non si debbano più ripetere, non solo come organizzazioni di persone, ma anche all'interno dell'animo e della coscienza di ognuno di noi. E lo dico vedendo che magari non ci sono più dichiarazioni, non ci sono più organizzazioni in maniera strutturata perseguano odio razziale eccetera, ma vedo in molti, nei singoli molte volte, anche forse favoriti dalla facilità dell'uso dei social, vedo frasi razziste, frasi che in qualche modo ci fanno ripiombare in un orrore della coscienza che può dai frutti i frutti marci che sono stati dati anche in questo campo di sterminio qui a Trieste, nella lisiera di San Sabba. E allora essere qui testimoniare anche in silenzio, ecco, vuol dire dare ricordo, dare memoria, dare in qualche modo la dignità a quelle persone anche in spregio di quelli che oggi magari in maniera così semplicistica, perché è gente che non accende secondo me molte volte il cervello, cerca di banalizzare. Ecco, qui c'è la testimonianza di quella banalità del male che i filosofi dicevano, che purtroppo anche se non organizzata è ancora presente e alla quale dobbiamo con tutte le nostre forze combattere. Nel giorno della memoria il presidente dell'ANED di Pordenone, il 93enne Eliseo Moro, deportato a Dachau quando aveva 18 anni, parla per
invitare i giovani a capire e ricordare. Il ritorno dal campo di prigionia lo fece piangere di gioia, soprattutto quando riabbracciò la madre. Sentiamolo. Eliseo Moro, presidente dell'ANED di Pordenone, deportato a Dachau, anche oggi qui per dare la sua testimonianza, nonostante la pandemia, per ricordare quegli atroci fatti. Ecco, un messaggio da dare sempre a perenne memoria. Ecco. Il messaggio da dare è per i giovani, perché per noi vecchi serve più niente ormai. Che si ricordino ciò che abbiamo passato noi, ciò che ha passato l'Italia a quei tempi brutti, che propongono quasi quasi che ritornino, perché ci sono tante di quelle guerrette, guerrine in giro per il mondo che non so come andranno a finire, e per noi vecchi questa benedetta malattia, maledetta, non benedetta diciamo, ci confina in un lager di nuovo a casa nostra. Anche se le esperienze del lager che lei ha vissuto in prima persona sono assolutamente atroci, ecco, insomma. Naturalmente quello potete vedere oggi, qualche televisore fa vedere qualcosa, ma realmente quello che è successo non si vede in televisione, è successo. Come si convive con quello che si è passato? Bisogna dimenticare. Se dimentichi vivi a lungo, se ti ricordi sempre di quello, crepi prima dell'ora. Ci ricorda il ritorno dopo il campo? Era il pianto di gioia, è tutto lì, è tutto un pianto di gioia e basta. Quando è tornato, chi ha abbracciato per primo? Ho trovato a Verona, ho trovato un camion che erano qui da Pordenone, un autista da Bania, e mi hanno indicato i dottori che mi visitavano: vai là che c'è quel camion là, che forse possono aiutarti. Sono andato dove era il camion, ho visto e quello mi ha portato a casa. A Pordenone c'era la Saita, poco fuori qui c'era una volta la Saita, e mi hanno detto: lì c'è il comando dei partigiani, vai là e loro ti portano a casa. Sono arrivato, ho trovato dove erano in una stanza e mi hanno detto: vai sopra che i comandanti sono là. Sono andato su nella stanza, mi hanno aiutato perché non potevo, pesavo 30 kg, pensa te. Mi hanno aiutato a salire e ho trovato quello che poi è diventato mio cognato, Ario Fornasier Ardito. E gli ho detto: Ario, mi porti a casa? E lui mi ha detto: chi sei? Non mi conosceva neanche più. Avevano una macchina americana, mi hanno caricato, non ho dormito quella volta la strada, sono arrivato a casa, quando ho sentito che la macchina rallentava, poi fermava, ho detto: sono a casa, ho alzato la testa, la casa era lì, mi hanno fatto mi hanno fatto scendere dalla macchina, ho preso la maniglia della porta, la mamma mia era che apriva la porta anche lei, ci siamo trovati lì sulla soglia, pensare che la povera donna a trovarsi un scheletro davanti e sentirsi chiamare mamma. Parte questa sera una nuova trasmissione di Telefriuli, grazie a Ente Friuli nel mondo e con il prezioso supporto della Società Filologica Friulana. Ci accompagnerà alla scoperta di tante curiosità del Friuli storico e dei personaggi che hanno segnato le sue vicende. Allora parte su Telefriuli una nuova trasmissione tutta dedicata ai personaggi storici del Friuli storico, ma anche a tante altre curiosità del nostro territorio. Ma in questo particolare momento dove la socialità, il modo di relazionarsi, di confrontarsi è completamente mutato, così pure l'uso dei social o il tempo che dedichiamo a questi strumenti, come Ente Friuli nel mondo, in collaborazione con la Società Filologica Friulana, abbiamo ritenuto realizzare dei piccoli documentari che si chiamano proprio 3 minuti di Friuli o 3 minuti di Friuli,
per essere vicini ai friulani, in modo particolare ai friulani residenti all'estero, dove batte un cuore friulano. Saranno delle piccole pillole di approfondimento delle tradizioni, della cultura, dei piccoli borghi, dei personaggi che talvolta, non dico sono dimenticati, ma non sono dell'interesse pubblico e non sono stati così sviluppati. Quindi queste piccole pillole terranno compagnia ai nostri friulani. Sarà anche uno strumento, ritengo sia anche uno strumento per la nostra regione affinché utilizzi questi documentari per la promozione di questi territori. Ecco, diamo qualche piccola anticipazione su quelli che saranno i contenuti di queste pillole, piccoli documentari. Sicuramente sono personaggi, io non li vorrei svelare, però il primo numero, il primo documentario sarà dedicato al saluto friulano, il Mandi. Al Mandi, dove noi lo usiamo, però capire perché lo stiamo utilizzando, come si saluta col Mandi, perché utilizzarlo, veramente ci saranno delle ricerche tematiche sviluppate, come ha detto la Società Filologica Friulana, che saranno delle piccole chicche che neanche noi conoscevamo. Abbiamo pensato di fare un nuovo regalo al pubblico di cultori appassionati di storia e dell'identità friulana in generale, quindi con l'Ente Friuli nel Mondo e con la Società Filologica Friulana faremo queste trasmissioni di 3 minuti di Friuli, 3 minuti di Friuli, presentando personaggi, luoghi, elementi della storia, della tradizione legata al Friuli storico. Una collaborazione anche con Ente Friuli nel Mondo. Sì, infatti dicevo, con l'Ente Friuli nel Mondo soprattutto abbiamo ricreato questa grande comunità friulana allargata, quindi diciamo considerando anche i nostri corregionali all'estero, naturalmente che costituiscono comunità molto vive, molto legate alla madrepatria, quindi con l'Ente Friuli nel Mondo e con la Società Filologica Friulana abbiamo proprio pensato di fornire questa prospettiva, questa visione, questi elementi per meglio conoscere l'identità friulana nel suo complesso. Nonostante il Covid e più forte del Covid, torna Udin Jump Development, grandi nomi dalle 14:30 al Pala Bernes per la gara di salto in alto internazionale. Alessandro Talotti, che soddisfazione riuscire a portare avanti questa manifestazione alla 4ª edizione? Allora sì, la soddisfazione è immensa, sia per i problemi anche miei fisici che mi hanno investito proprio dopo l'edizione dell'anno scorso, sia per il periodo pandemico, che vedo che gli atleti arrivano qui e ci ringraziano del fatto che stiamo facendo tutto questo sforzo. È uno sforzo che sta ripagando, perché siamo un evento che da tutto il mondo ci mettono gli occhi addosso, per i partecipanti soprattutto, perché poi dopo noi siamo stati bravi a organizzare negli anni. Proprio abbiamo un parterre, a livello proprio assoluto, i migliori al mondo sono qui. Ma infatti si può parlare proprio di un evento, questo è un evento, visto anche il momento e visto quello che avete messo in piedi. Sì, perché le altre edizioni siamo riusciti a fare un evento legato anche alla cultura, dando spazio anche a tante altre cose. Avevamo Sotomayor l'anno scorso e vi annuncio che arriverà anche lui per seguire proprio il pupillo che è primo al mondo, Zayas, il cubano. E quest'anno abbiamo dato seguito proprio con un parterre d'eccezione, quindi una serie di atleti di livello assoluto, quindi insomma soddisfazione da tutte le parti proprio. Lo sport accende i riflettori su Udine. Sì, siamo al centro dell'Europa in questo momento e del mondo. In streaming ci hanno già dato conferma tanti, praticamente da tutto il mondo ci seguiranno, perché gli appassionati di atletica ci sono, e soprattutto in un momento in cui c'è anche poco in giro per il mondo, quindi aspettiamo grandi numeri e ci aspettiamo un grande ritorno per l'atletica in generale, per lo sport e per la città di Udine, il Friuli tutto, perché comunque questi sono persone che vengono dalle Bahamas, da Cuba, da Porto Rico, ma anche dalla Repubblica Ceca, gente che comunque conosce la nostra regione e viene volentieri. E io sono contento di aver chiamato questo meeting Udin Jump Development, perché ci sia la parola Udine in friulano, e anche perché l'ho voluto chiamare il meeting d'Italia, perché insomma in qualche modo
questi atleti sanno che vengono in Italia e trovano un'accoglienza anche enogastronomica, come si dice in qualche caso, importante. Assessore Falcone l'ha detto adesso, cioè, abbiamo le maschere, non si vede, ma si può sorridere. Sì, diciamo che dobbiamo sorridere a queste iniziative perché effettivamente sappiamo benissimo che per via di questa pandemia lo sport ne ha risentito notevolmente, quindi quasi tutte le iniziative sono state cassate e non solo, devo dire che c'è proprio un allarme anche su quella che è l'attività motoria di tante persone, ha un po' distrutto quelli che erano gli equilibri. Ed è tutto per questa puntata di A Voi la Linea, che torna domani puntuale alle 12:45. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.